Tanto rumore per niente, perché stiamo già trovando delle soluzioni. Ci pensa il direttore generale dell'USL 2 a spegnere sul nascere le voci che in questi ultimi giorni stanno circolando a Castelfranco sulla possibile chiusura della pediatria dell'ospedale San Giacomo. I cittadini e lo stesso sindaco Stefano Marcone non avevano nascosto le loro preoccupazioni di fronte a questa eventualità, ma Benazzi chiarisce subito: non si è mai parlato di una chiusura del reparto. Non si chiudeva la pediatria, si spostavano solo dei posti letto dei bambini, che guardate i tassi di ricovero dei bambini a Castelfranco è irrisorio, perché vanno già oggi i bambini a Montebelluna. Comunque, siccome non vogliamo far passare questo messaggio di chiusura, troveremo le soluzioni senza problemi. Nessuna chiusura, nessuno spostamento di posti letto, nonostante gli ultimi dati riferiti al 2023 parlino per la pediatria di Castelfranco di un'occupazione del 28,52%, a fronte di un 50% richiesto dalle linee guida per mantenere attivo un reparto. Per un tasso di permanenza di bambini che è veramente irrisorio, perché secondo il PNE addirittura si dovrebbe chiudere con un tasso di occupazione così. Castelfranco insomma non perderà la pediatria, dove verranno impiegati i sanitari attualmente in servizio in attesa di nuove assunzioni. Manterremo il servizio anche di pediatria a Castelfranco. Già c'è il nido e non l'avremo toccato, la patologia neonatale non l'avremo toccata e la chirurgia ovviamente ginecologica non viene toccata.